benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Europee in Sicilia, Forza Italia, con noi moderati, primo partito. Volano a Bruxelles Edi Tamaio, mister preferenze con oltre 121.000 voti, e Marco Falcone. Altri 2 seggi per Fratelli d'Italia, uno ciascuno a 5 Stelle, PD, Lega e forse anche Alleanza Verdi e Sinistra. Possibilità di rimpasto nel governo della regione, trionfale il commento del governatore Schifani. A livello nazionale Fratelli d'Italia in testa al 28,8%, PD al 24%, delusione 5 Stelle, Forza Italia supera di poco la Lega, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,7%. Attenti al rosso, da oggi a Catania in funzione i semafori che fotografano l'infrazione installati per tutelare i pedoni, una sicurezza in più ottenuta dopo la morte della povera Chiara Adorno, travolta e uccisa sulla circonvallazione. Emergenza rifiuti senza fine a Palermo, ancora tantissimi quartieri invasi dall'immondizia che in alcune zone del capoluogo ormai costeggia anche le spiagge. A Lipari vietato giocare a pallone per strada e nelle piazze, lo ha stabilito il sindaco Gullo, una decisione che ha già scatenato non poche polemiche. Chiusura record per Etna Comics a Catania e al Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, quasi 100.000 presenze, una carrellata di ospiti nazionali e internazionali di grande prestigio. Al cinema e poi su Sky da giovedì la seconda parte dell'Arte della gioia di Valeria Golino, tratta dal libro Scandalo di Goliarda Sapienza, scrittrice cresciuta in un quartiere difficile della Catania del Novecento. Calcio, settimana decisiva per la panchina del Catania. Nelle prossime ore la possibile ufficialità sul nome del nuovo tecnico. Le attenzioni del club sono sempre su Mimmo Toscano. Bentrovati, Forza Italia è la lista più votata in Sicilia e conquista 2 seggi. Volano a Bruxelles Edi Tamaio, mister preferenze con oltre 121.000 voti, e Marco Falcone. Altri 2 seggi per Fratelli d'Italia, uno ciascuno per 5 Stelle, PD, Lega e forse anche Alleanza Verdi e Sinistra. Adelaide Barbagallo. Sono 7 al momento i siciliani che voleranno a Bruxelles. Festa grande in casa Forza Italia, il partito più votato in Sicilia con il 23,7% di preferenze. Nella circoscrizione Isole conquista 2 seggi e spedisce in Europa Edi Tamaio e Marco Falcone. Il primo, con oltre 121.000 voti, si conferma superstar e trascina la lista. Il secondo ha toccato quota 100.000. Solo terza Caterina Chinnici, l'ex candidata alla presidenza della regione con il centrosinistra e poi passata a Forza Italia, non andrà a Bruxelles. 2 seggi pure per Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, candidata anche in altre regioni, ha il maggior numero di preferenze, ma ha già annunciato che farà un passo indietro e quindi lascerà spazio al secondo più votato, Giuseppe Milazzo, e al terzo, Ruggero Razza. Per il Movimento 5 Stelle, che pur perdendo terreno è comunque il terzo partito in Sicilia con il 16,6%, al Parlamento europeo va Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, paladino antimafia, uomo scelto direttamente dal presidente ai pentastellati Giuseppe Conte. Ce l'ha fatta anche Raffaele Stancanelli, candidato della Lega, che ha quasi doppiato il generale Vannacci voluto da Salvini. Il Partito Democratico conquista un seggio. Giuseppe Lupo viene eletto nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Elie Schlein, che gli cederà il seggio. L'ex sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, spera di agguantare uno scranno a Bruxelles con Alleanza Verdi-Sinistra. Fallisce l'obiettivo Bruxelles Cateno De Luca. Nonostante in Sicilia con la sua lista Libertà sia arrivato al 7,48%, più della Lega di Salvini, non ha superato lo sbarramento del 4% a livello nazionale. Elettorale apre scenari nuovi e possibilità di rimpasto nel governo regionale. Trionfale il commento del governatore Schifani, lo sentirete tra poco, dopo il sorpasso di Forza Italia su Fratelli d'Italia. Manlio Viola.
Il voto per le europee non mancherà di avere conseguenze sulla Sicilia e sugli equilibri politici nella regione. Ciò perché il dato elettorale nell'isola è in assoluta controtendenza rispetto al dato nazionale e a quello europeo. In Sicilia infatti vince Forza Italia insieme a Noi Moderati e a tutto il centro della coalizione e supera Fratelli d'Italia, che quindi, seppur in salute, non è più il primo partito nell'isola. Le conseguenze sugli equilibri regionali sono inevitabili anche alla luce delle scelte che faranno alcuni assessori regionali eletti a Bruxelles. Se uomini come Edita Maio e Marco Falcone decidessero di optare per l'Europa, contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale almeno da Tamaio, questo aprirebbe certamente la discussione su successione e rimpasto. Ma il rimpasto potrebbe scattare prima della pausa estiva, anche se nessuno lasciasse la giunta, visto che c'è da ascoltare le pressioni degli autonomisti di Lombardo ed anche da affrontare la tensione che c'è stata in passato con Totò Cuffaro, che ha portato comunque la sua acqua al mulino di Forza Italia pur senza candidato ufficiale. Trionfale il commento del presidente Schifani, secondo il quale questi dati confermano che il partito è il naturale punto di incontro di moderati di ispirazione liberale ed europeista e confermano la Sicilia come storico bacino di consensi per Forza Italia. Qualcosa cambia anche a sinistra, dove il PD si ferma al 14% e viene scavalcato dai 5 Stelle che altrove sono dietro. Qualcosa cambierà sicuramente anche a Palermo, dove il gioco dei subentri potrebbe togliere un assessore al sindaco La Galla destinato al Parlamento regionale, così come Giuseppe Lupo del PD potrebbe aprire a subentri anche in Consiglio Comunale. Il Parlamento europeo cambia volto con l'avanzata della destra da una parte e dei verdi dall'altra, ma i moderati del Partito Popolare, insieme ai socialisti e ai liberali, restano maggioranza. Quindi adesso inizia il gioco delle possibili nuove alleanze. Manlio Viola. Con l'assegnazione dei seggi attribuiti all'Italia si chiude la tornata elettorale europea che era iniziata il 6 giugno e si disegna il nuovo Parlamento di Bruxelles. Il risultato delle urne italiane consegna il 28,8% dei consensi alla destra di Fratelli d'Italia e della Premier Giorgia Meloni, ma con un partito democratico forte del 24% e un Movimento 5 Stelle staccato che non raggiunge il 10%. Forza Italia non riesce ad andare neanche in doppia cifra e si ferma al 9,7%, tallonata dalla Lega al 9,1%. Avanza anche in Italia l'alleanza Verdi e Sinistra e ottiene il 6,6%, mentre restano fuori dal Parlamento europeo Renzi, Calenda, Santoro e tutti gli altri. Ma a vincere è soprattutto l'astensione, che si conferma in Sicilia identica o quasi a quella di 5 anni fa. Per Raffaele Stancanelli della Lega sono 2 i motivi. L'assoluta disaffezione degli elettori nei confronti in modo particolare dell'Europa, per 2 colpe: una della politica, che non ha saputo spiegare fino ad oggi l'importanza dell'Europa nella vita quotidiana dei cittadini, dello Stato, delle istituzioni. Il secondo è l'Europa, che spesso si interessa delle piccole cose e non si occupa invece delle grandi cose. Il combinato disposto di queste 2 criticità porta alla disaffezione e per convincere la gente ad andare a votare, guardi che è dura, è dura. La vittoria della Le Pen in Francia, l'avanzata dell'ultradestra in Germania e in Austria e della destra europea in genere cambia la composizione del Parlamento, ma il centro rappresentato dal PPE resta maggioranza e viaggia verso un'alleanza con i socialisti. Per completare lo schieramento e pensare ad un secondo mandato per Ursula von der Leyen bisognerà però ampliare queste alleanze. La domanda che si pongono gli osservatori è se questa coalizione guarderà adesso alla sinistra verde d'Europa o alle nuove destre moderate come quella italiana. Scelte importanti anche per definire il futuro dell'appoggio europeo all'Ucraina nel conflitto con la Russia. Torniamo in Sicilia, strade killer, 4 morti in poche ore nella nostra regione, l'ultimo questa mattina alle porte di Siracusa. Sulla A19 scontro tra un furgone e 2 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Disagi anche per la chiusura di un tratto della Catania-Siracusa. Tonino De Mana. 3 morti nel weekend, un altro in mattinata, strade siciliane sempre più insanguinate con una serie di incidenti che hanno seminato dolore e morte. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato alla periferia di Siracusa, dove è rimasto vittima un uomo di 51 anni. Lo scontro tra la sua moto e un'auto, una Fiat Panda, è avvenuto intorno alle 7 nella traversa San Tommaso vicino a Belvedere.
Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il Centauro non c'è stato nulla da fare. Ragusa piange una coppia di musicisti, Angela Polizzi e Giovanni Cascone, che hanno perso la vita in uno scontro sulla statale 115 che collega Ragusa a Modica poco dopo il viadotto Costanzo. I due, che stavano rientrando da una serata trascorsa con amici a Scicli, erano in sella ad una moto di grossa cilindrata entrata in collisione con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica. Ad Acireale, in prossimità del casello autostradale, è invece morto Salvatore Papa, 46 anni, agente di commercio. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina sulla A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano, in corrispondenza del chilometro 182 in territorio di Belpasso. Coinvolti un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, e da oggi fino a giovedì l'autostrada Catania-Siracusa è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra i chilometri 25 ed 11 nella fascia oraria dalle 8 alle 16 e giovedì dalle 16 alle 24. Il traffico è deviato su percorsi alternativi segnalati sul posto. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell'autostrada. Attenti al rosso, da oggi a Catania è in funzione i semafori Smart TX Speed, installati per tutelare i pedoni. Non è stato vano quindi il sacrificio della povera Chiara Adorno, travolta e uccisa sulla circonvallazione. Tonino De Mana. Sono in funzione i semafori intelligenti, bisognerà stare attenti al rosso e non solo, perché bisognerà fermarsi entro la striscia bianca che vedete per evitare la contravvenzione. Il sacrificio di Chiara Adorno, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano, perché sull'onda emotiva di quella tragedia il Comune di Catania ha fortemente voluto un sistema di monitoraggio elettronico per salvaguardare gli utenti ed in particolare i pedoni. Da un lato dispiace che devono accadere tragedie per migliorare, però adesso è molto meglio, molto meglio. Oggi ti senti più tranquillo? Sì, abbastanza. La situazione è migliorata parecchio da quando ci sono questi sistemi di sicurezza. Ti senti più tranquillo adesso? Assolutamente. Ecco quindi TX Speed, in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso. L'innovativo dispositivo, basato su tecniche di computer vision in tempo reale, è attivo tra i viali Odorico da Pordenone, Lorenzo Bolano ed Andrea Doria. Ma io credo di essermi fermato prima, perché? Perché lei ha oltrepassato la striscia bianca, quindi Ci posso mettere qua. Quindi potrei prendere la multa? Bisogna stare più attenti, aveva ragione effettivamente. appena in tempo per qualche centimetro, perché adesso oltre al rosso bisogna stare attenti a questa striscia bianca. Perfetto, sì, è vero, è vero. È una questione di sicurezza in più per i pedoni. Sì, senz'altro, sono d'accordo. Preciso, perché ora il rischio è di prendere la multa se non ci si ferma il semaforo in circonvallazione. Ma noi sempre attenti, a prescindere dal semaforo. Prossimo step, l'entrata in funzione degli autovelox, velocità massima consentita a 50 km/h e l'installazione di semafori di nuova generazione con la rimodulazione dei tempi d'attesa per l'attraversamento dei pedoni. Emergenza rifiuti senza fine a Palermo, ancora tantissimi quartieri invasi dall'immondizia che in alcune zone del capoluogo ormai costeggia anche le spiagge. Marco Gullà. Ancora roghi, ancora emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato 18 interventi in via Messina Marine, via Einaudi, via Cassarà, via Comiso, via Pensabene e poi via Gino Zappa allo Zen, ma anche nel comune di Collesano tra Bonfornello e Scillato. Qui siamo all'Arenella, a ridosso della spiaggia. I rifiuti costeggiano il litorale con i bagnanti che devono zigzagare per accedere al mare. In via Alia, Borgo Nuovo, a pochi passi dall'istituto Filippo Raciti, carcasse di elettrodomestici, abbandoni e rifiuti organici hanno ormai conquistato quasi l'intero marciapiede. L'olezzo si sente da decine di metri e avvolge i bambini che fanno il loro ingresso a scuola. Una cartolina che sintetizza l'emergenza di rifiuti nel capoluogo siciliano. Le periferie naspano tra l'immondizia con la RAP in difficoltà per la raccolta. Tra ferie e mancate assunzioni, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città ha nette difficoltà e le immagini che giriamo quotidianamente ne sono una prova. Il caldo estivo non fa che peggiorare l'emergenza. A causa del cattivo odore molti residenti sono costretti a chiudere le finestre, anche perché il rischio è che topi e scarafaggi possano intrufolarsi nelle case. La Procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sui 12 cadaveri recuperati in acque libiche lo scorso fine settimana e trasferiti ieri sera a Porto Empedocle. Le salme saranno seppellite nei cimiteri comunali non solo dell'Agrigentino, ma anche delle altre province della Sicilia. Davide Sardo.
Si contano 12 bare sulla banchina di Porto Empedocle, testimonianza dei risvolti tragici del fenomeno dell'immigrazione clandestina verso l'Europa attraverso la sua porta a sud, Lampedusa. Sono i cadaveri dei naufraghi recuperati in acque SAR libiche dalle ONG GeoBarents e Ocean Viking. Sono giunti con il traghetto di linea da Lampedusa. Ad attenderli le autorità istituzionali, militari, politiche e religiose. È una tragedia che non finisce, che viviamo tutto l'anno e purtroppo ancora di più vedere i bambini morti nel mare sono la speranza, il futuro. Per noi adulti è una cosa brutta da vedere. Sui corpi ripescati in mare, su disposizione della Procura, sarà effettuata l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Soltanto a conclusione di esami e accertamenti, le bare potranno essere trasferite nei cimiteri comunali che, su richiesta del prefetto Filippo Romano, hanno offerto disponibilità di posti per la sepoltura. 6 andranno in provincia di Enna, 2 in quella di Caltanissetta, 1 in provincia di Trapani e le altre 4 resteranno nell'Agrigentino. Ci sarà ancora una salma che arriverà nei prossimi giorni, una bambina purtroppo molto piccola che addirittura, a quanto sembra dagli accertamenti medici, è morta di stenti durante il tragitto. Vuol dire che sostanzialmente non aveva cibo, che è un pensiero orribile. Non è che le altre morti siano migliori, per carità, però pensare che addirittura questi viaggi siano così pericolosi da non avere a bordo nemmeno il cibo necessario, i liquidi necessari per poter affrontare 2-3 giorni di navigazione, insomma, significa veramente che questi migranti sono nelle mani di trafficanti senza nessuno scrupolo. Sullo stesso traghetto sono stati imbarcati e trasferiti a Porto Empedocle 300 migranti appena approdati sulla porta d'Europa. Palermo hanno riproverato alcuni giovani sull'autobus di ritorno da Mondello perché urlavano e disturbavano i passeggeri e per tutta risposta 2 viaggiatori sono stati picchiati e insultati. È successo sull'autobus dell'Amat 603 in via Imperatore Federico. Il gruppo di giovani dopo l'aggressione ha aperto le porte ed è fuggito via. Alle Eolie il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha disposto il divieto di giocare a pallone nelle strade e nelle piazze, una decisione che ha scatenato non poche polemiche. Francesco Triolo. Il tempismo è tutto nella vita, così accade che proprio nei giorni in cui a Lipari si ricorda la figura e la memoria di Franco Scoglio, mitico ed indimenticato allenatore del Messina, del Genoa, del Napoli, il professore, con tanto di partita tra vecchie glorie, il sindaco dell'isola eoliana, Riccardo Gullo, firma un'ordinanza tutta particolare, vietato giocare a pallone nelle vie e piazze del comune di Lipari, proprio all'inizio della stagione e della chiusura delle scuole. L'ordinanza sarebbe nata da un incidente in moto avvenuto nei giorni scorsi per le vie di Lipari, a causa proprio di una pallonata. Per i trasgressori sanzioni da 25 euro fino a 500 euro, lo prevede l'ordinanza, la numero 19 del sindaco del maggior comune eoliano, un'ordinanza che sta facendo già scalpore e ha suscitato le proteste delle mamme, in particolare quelle delle isole minori delle Eolie, dove non vi sono strutture sportive e neanche campetti da calcio ed i bambini sono abituati a giocare in strada o nelle piazze. L'ordinanza recita infatti che è fatto divieto nelle vie e nelle piazze del comune di giocare a pallone tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o privati e molestare i passanti o le persone che sostano o abitano in prossimità delle piazze. Insomma, nessuna via di mezzo. Catania, la 12ª edizione di Etna Comics si chiude con un nuovo record, quasi 100.000 presenze e una carrellata di ospiti nazionali e internazionali di grande prestigio. Eva Spampinato. Un nuovo traguardo, tondo tondo. Etna Comics chiude la 12ª edizione con l'ennesimo record. In 4 giornate sfiorate le 100.000 presenze, un turbinio di emozioni, applausi, personaggi di fantasia animati grazie all'estro di centinaia di giovani siciliani e non. Come ogni anno, centinaia di ospiti nazionali e internazionali hanno animato conferenze, panel, masterclass, proiezioni e anteprime di altissimo livello. Iziar Tugno, l'attrice spagnola interprete dell'ispettore Murillo nella Casa di Carta e di Lisbona in Berlino, è stata una delle più acclamate dai fan della serie TV cult che presto potrebbe tornare in TV, come lei stesso ha fatto intendere. Io credo che esiste la possibilità bastante más adelante. Rocco Siffredi, invece, presto potrebbe calcare i palcoscenici dei teatri.
altri. Stavolta tirerò fuori qualcosa di molto personale, molto intimo, però sarà tutto molto reale, però molto leggero. Standing ovation in area movie per l'attore comico siciliano Nino Frassica. Come non sono mai stato raccomandato, porca puttana. Mi dispiace, ma non sono stato mai raccomandato, sono piaciuto a qualcuno che mi ha aiutato. Tra gli altri ospiti internazionali, Ros Mullian del Trono di Spade e tra i nazionali Zero Calcare, che ha firmato l'immagine manifesto del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, ovvero Luigi Pirandello. Tra le chicche di quest'anno, un omaggio di Paperino alla Sicilia. È un'edizione speciale con copertina variante in cui c'è Paperino che guida una 313 formato carretto siciliano e sullo sfondo Etna che ci ricorda chiaramente dove siamo e quindi Catania e Sicilia. Carinissimo, davvero. L'arte della gioia, il romanzo scandalo della scrittrice catanese del Novecento Goliarda Sapienza, in una serie TV diretta da Valeria Golino. La seconda parte al cinema da giovedì 13. Desiree Ferlito. Fortunata. In casa c'erano solo i corpi della madre e della sorella. Dopo essere stata presentata al Festival di Cannes, uscirà al cinema giovedì 13 giugno per poi arrivare su Sky la seconda parte di Arte della Gioia, la serie TV di Valeria Golino tratta dal libro Scandalo di Goliarda Sapienza, scrittrice catanese ricordata oggi per la sua personalità tenace e complessa, cresciuta in un quartiere difficile della Catania del Novecento. Io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. L'arte della gioia, finora mai portato su piccolo o grande schermo, è oggi un qualcosa di fortemente contemporaneo e moderno, in cui la scrittrice prende a piene mani dalla sua biografia. La serie racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio Novecento che fin dall'infanzia è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale. Io faccio che tu la voce! Modesta, interpretata da Tecla Insolia, è nata in una famiglia povera, in una terra ancora più povera, ma animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, amore e libertà. Ci sono grandissimi personaggi femminili nella letteratura, ma questo qui è veramente diverso da tutti gli altri. Una serie intrigante e coinvolgente che affronta temi importanti come il cambiamento e la trasformazione, oltre a esplorare l'amore e la sessualità. Per il Catania in vista dell'ufficialità del nuovo tecnico. State con noi, vi aspettiamo. Continuiamo insieme con il calcio. Il Catania lavora al nuovo allenatore e l'ufficializzazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore con Domenico Toscano. Francesco Triolo. È la settimana decisiva per la panchina del Catania, più passano le ore, i giorni, più l'ipotesi che sarà Mimmo Toscano a sedervi è sempre più alta, nonostante negli ultimi giorni il nome del tecnico calabrese sia stato accostato a diverse società, dal Bari alla Salernitana. Toscano sta discutendo col Cesena per liberarsi dal vincolo che lo lega alla società romagnola appena portata in Serie B. Il Catania è dietro la porta, nonostante le diverse voci, perché il contratto proposte di quelli importanti, ma è soprattutto il progetto ad attrarre uno degli allenatori più vincenti della Serie C. Toscano è una garanzia, un tecnico che cura i particolari, una persona che sa coltivare i rapporti, piace a Grella e piace a Faggiano, che hanno messo tutte le fiche su di lui. I movimenti sotto traccia della società rossazzurra fanno presupporre che l'annuncio possa avvenire entro breve tempo, anche oggi o domani, per mettere a tacere le eventuali interferenze di altre società. Toscano è un tecnico che gioca con la difesa a 3, a volte col trequartista, altre volte con le due punte. Si muove anche il mercato e continuano le voci su Chiarella, gradito alla Lucchese.
In Sicilia il voto di ieri e sabato conferma il disinteresse ancora maggiore che nelle altre regioni della nostra gente rispetto all'Europa, anche in un momento delicatissimo come questo, con una guerra di aggressione da parte della Russia a un paese come l'Ucraina, di fatto il fianco destro dell'Unione. Inutile ripetere i mantra di un'Europa che si occupa solo di cozze, di limiti, di dimensioni dei peperoni, di carne coltivata, invece che dei nostri problemi reali. Perché poi quando questo avviene, vedi i sostanziosi finanziamenti e prestiti del PNRR, ci facciamo trovare largamente impreparati, con miliardi stanziati che vanno in fumo, perché non sappiamo preparare i piani di investimento e di spesa necessari. Caso più recente, i 15.000 posti nel settore edile, che non saranno mai assegnati, con una dispersione di 3 miliardi e mezzo, 15.000 operai, niente. Gravissimo in una regione come la nostra dove la disoccupazione è molto alta. Cosa manca dunque? In attesa di un'integrazione maggiore dell'Unione che consenta decisioni più rapide su temi sempre più significativi, occorrerebbe a nostro avviso una più consistente e continua apertura ai temi europei, più dibattito, più divulgazione, più incisività da parte della nostra classe politica nazionale e regionale, per consentire ai siciliani di fare convivere l'amore per la propria terra con i grandi temi continentali e le grandi cifre di bilancio che si discutono a Bruxelles. Un binomio che solo un'unione più compatta, più seguita giorno per giorno, anche da giornali, televisione, può dare. Uniti si vince, non rinchiudendosi nel proprio piccolo orizzonte, anzitutto di fronte a minacce di aggressioni militari molto concrete, e poi anche nel lavoro, nella crescita, nei diritti. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.